Ciao ragazzi, allora oggi mi sono messo proprio dietro la bandiera sarda, e ci voleva, perché questa, gli scudi, quindi bisogna avere una bandiera sarda dietro. Gli scudi è sperimentale come arte, perché? Perché non è riconosciuta ancora. È uscita sui social media, mi sembra 2 anni fa circa, è andata fortissimo, un sacco di gente mi ha contattato e incoraggiato a continuare la cosa e lo sto facendo. Gli scudi è il frutto di 20 anni, 25 anni di lavoro più o meno, con l'aiuto di tanti maestri dietro che mi hanno insegnato, tanto sudore e tanto sangue. C'è anche quello, lo sapete che voi, perché le cose sono sempre state fatte sia per gioco ma anche a contatto vero e si è combattuto tanto, quindi sono frutto di un lavoro onesto, ecco. Oggi voglio fare questo video perché è una carrellata di immagini di quello che abbiamo un po' fatto in questi anni, per darvi un'idea di cosa si tratta. Sarà molto generico, non so se ci riesco a darvi un'idea perché il programma è talmente vasto che ci vorrebbero ore e ore di documentario per farvelo vedere, quindi vi faccio vedere questo. Per tutti quelli che non ci conoscono ancora, passatelo. Il mio nome è Mauro e sono appunto la persona che ha messo assieme questa disciplina qua. Ci vediamo dopo. Era l'anno 2003 e si vinceva il titolo italiano, professionisti della kickboxing, col team Zanotti a Bologna. Qui vi sto facendo vedere un pochettino delle 5 distanze scuri. La prima che vedete è quella della gamba, Sasticchi de Lei chiamata. Questa invece è del pugno, chiamata Savichina de Mano, anche conosciuto come punigoso. Questa è cadere a Sugoro, ossia il controllo del centro, il clinch, il controllo del bilancio avversario. Queste sono Sagavada a terra, quindi quando si scende a terra ci alleniamo a sviluppare una certa agilità per poterci rialzare quando si cade, quindi facciamo queste cadute apposta. Questi scudi a terra, questo è quando cadiamo a terra e dobbiamo essere in grado di difenderci, quindi ci sono tanti movimenti a terra, anche colpire l'avversario e rialzarsi. Questo è un gioco, si chiama Sujogi School, è un gioco di coreografia, quindi ci alleniamo a tenere una certa connessione, a mantenere una certa connessione col nostro compagno di allenamento. Questa invece è lo sparring, quindi l'allenamento a contatto, in questo caso ho fatto 1 contro 1, vedete le protezioni che usiamo sono simili a quelle della Mixed Martial Arts. Una particolarità degli scudi è che ci alleniamo per difesa personale, quindi ci alleniamo anche 2 contro 1 o 3 contro 1 a contatto reale, come vedete qua. Un'altra particolarità degli scudi è l'allenamento e i suoi esercizi estremi, come vedete in questo caso qua, perché ci alleniamo così per sviluppare velocità, agilità e potenza fisica in modo da poter essere più reattivi, che è importantissimo nel mondo della difesa personale, come tutti sapete, perlomeno chi pratica. Più siete agili e forti e veloci, più possibilità avete di salvarvi, anche se solo dovete scappare. Come vedete in questo caso qui è tutta agilità a terra. Un'altra particolarità molto che mi piace tanto degli scudi è che facciamo anche i film d'azione, sì, perché le tecniche che usiamo sono perfette per fare coreografia per film. E qui vedete alcuni momenti comici, perché facciamo più che altro commedia. Spero di avervi dato una piccola idea di quello che stiamo facendo con gli scudi. C'è tanto da dire, c'è tanto da farvi vedere ragazzi, però è solo un inizio, quindi se volete seguirci, seguite gli scudi, c'è la pagina, c'è su YouTube, c'è su Instagram e c'è logicamente su Facebook. Fateci conoscere, dai, ci sentiamo tutti. Un saluto dai scudi, da me, da Mauro. Viva la Sardegna! Ciao a tutti ragazzi!